Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network. Focus sul tema del coronavirus. Sale a 3 il conto delle persone decedute in Italia e risultate positive al virus. Dopo i 2 casi noti, il 78enne veneto Adriano Trevisan e la donna ultrasettantenne in Lombardia, la terza vittima è a Crema. Si tratta di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus. Questo fa sapere l'assessore lombardo Giulio Gallera. Intanto si aggiorna il conto dei contagiati. In totale in Italia è ormai oltre i 150. In Veneto rimane a 25 il numero dei contagi certificati. Il paziente zero nel Padovano invece non è ancora stato trovato. Sono risultati negativi gli 8 cinesi sottoposti ai test che si presumeva avessero avuto contatti con la vittima Trevisan. In 4 regioni intanto sono state prese rigide misure per il contenimento del virus. Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna chiudono università, istituti e scuole di ogni ordine e grado, oltre a limitare eventi e manifestazioni pubbliche. In Lombardia e nella diocesi di Venezia sono sospese tutte le funzioni religiose. In Lombardia stop anche a luoghi di aggregazione, pub e discoteche. È stato attivato dalla Regione Veneto il numero verde 846 23 40 per informare i cittadini che temono di essere entrati in contatto con il coronavirus. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma non hanno alcun sintomo e non presentano sintomi più gravi di una febbre o tosse e quindi non hanno difficoltà respiratoria non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40. E come era già stato annunciato, per ridurre i rischi di contagio è stato deciso lo stop a tutti gli eventi sportivi in Lombardia e Veneto, dalla Serie A ai pulcini, dal calcio al basket alla pallavolo. Rinviata anche la partita di Serie A Hellas Cagliari insieme ad altre. Il Chievo invece ha giocato a Pordenone oggi pomeriggio vincendo 0-1 grazie a un gol di Luca Garritano. Confartigianato Imprese Verona chiede attenzione anche alle questioni economiche. Con tutti gli stop previsti per il virus, l'associazione di categoria teme una crisi. Prima di tutto viene la salute pubblica, ma evitiamo di allarmare ulteriormente la popolazione, è il commento del presidente della sezione veronese Roberto Iraci Sareri, che insieme a Confartigianato Veneto chiede l'attivazione di un tavolo di crisi economica a livello nazionale. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.